Tabella di inizio rallentamento, anche questo compreso in orario, mentre si entra nella galleria artificiale quarta di 65 metri. Segue il grande ponte di Chiusaforte di 155, poi la tabella verde di fine rallentamento e galleria Pian di Castello di 72 metri. Inizia ora il canale del Ferro, la parte più bella della Pontebana, e la velocità può aumentare a 80 km/h. Ponte sul Rio Patocco di 42 metri. Quinta galleria artificiale Rio dei Forti di 137 metri. Viadotto Cadramazzo di 110 metri. Viadotto del Pero di 110 metri e la galleria di Cadramazzo di 197. Viadotto di Pietraforata di 98 metri. Sesta galleria artificiale Rio dei Sassi di 101 metri. Settima galleria artificiale Vidali di 80 metri. Viadotto sul vallone Vidali di 94 metri. Vediamo le tavole di orientamento del segnale di protezione di Donia e si passa il vallone di Prato col viadotto di 150 metri. Entriamo nella stazione di Donia, allungata con il viadotto sui Rii Cenglei Tepecile di 95 metri negli anni 60. Qui furono costruite 3 stazioni. A sinistra vediamo l'attuale, poco più avanti a destra la seconda. Inizia il blocco automatico su semplice binario. Passiamo il nuovo viadotto di 230 metri, costruito nel 1975 a seguito del crollo del ponte preesistente, di cui
Qui vediamo i resti. Il tracciato fu qui parzialmente modificato, come rivela l'imbocco di una vecchia galleria. A destra si trova la vecchia stazione di Donia, abbandonata prima della Seconda Guerra Mondiale. Il ponte sul Rio Lavaz di 22 metri è seguito dalla galleria Chiaut Martin di 64 e dal viadotto omonimo di 66. Viadotto sul Rio Lavaz di 46 metri. Galleria Mincicos di 63 metri. Viadotto sul Rio Costa da Presa di 120 metri. A sinistra l'avviso di rallentamento per lavori in corso. Viadotto sui Tre Rivi di 155 metri. Prima galleria del Rio Pontuzzo di 60 metri. Inizio rallentamento e seconda galleria Rio del Pontuzzo di 54 metri, seguita dall'omonimo viadotto di 83 e tabella di fine rallentamento. Galleria Ponte di Muro prima di 347 metri. Il grandioso Ponte di Muro di 162 metri. Galleria Ponte di Muro seconda di 366 metri. Dopo il breve ponte sul Rio Confine di 8 metri, galleria del Rio Palate di 208. Ponte sul Rio Costa di 22 metri, galleria del Rio Costa di 135. Ponte sul Rio Tomba di 3 metri e galleria Rio Tomba di 66. Dopo il ponte sul Rio Svaldo di 42 metri, entriamo nella stazione di pietra tagliata, risalente agli anni 60 e telecomandata da Ponteppa. Ponte sul Rio dei Morti di 10 metri. Ponti sul Rio Boscone e sul Rio Busson, entrambi di 10 metri. Ottava galleria artificiale Busson di 137 metri.
Tabella di avviso rallentamento a 60 per lavori in corso. Viadotto grande abrasione di 52 metri. Il segnale di protezione di Pontebba, con la sua luce gialla lampeggiante, ci dà via libera con avviso anticipato di via impedita ed entriamo nella galleria San Rocco di 659 metri. Pochi metri dopo l'uscita, il segnale di inizio rallentamento. I lavori dell'attuale tracciato e del piazzale di Pontebba Parco, l'antica Pontebba delle Ferrovie dello Stato, stazione di trasmissione fra Italia ed Austria-Ungheria. A sinistra il segnale di fine rallentamento a 60 per i lavori di attivazione del nuovo tracciato e a destra l'area dove sorgeva l'originaria stazione demolita nel 1969. Le tavole di orientamento precedono il segnale di protezione interno di Pontebba posto a destra e perciò a vela quadrata. Proietta luce gialla indicando che il successivo segnale è disposto a via impedita. Il ponte sul torrente Pontebbana di 40 metri costituiva l'antico confine tra i due stati ed è qui che la linea fu inaugurata l'11 ottobre 1879. A differenza di quanto visto a Modane, a Tarvisio viene effettuata la manovra del lancio affidata lato Italia ad una locomotiva da manovra diesel. La 1044 si accosta per agganciarsi alla E652. Il manovratore fa segno al macchinista di portare leggermente avanti la locomotiva per staccare la E652 dalla prima vettura. Mentre la polizia di frontiera controlla i documenti dei viaggiatori, le due locomotive si allontanano per portarsi su un binario non ingombro ed effettuare il lancio.